13ª giornata dalla Belbotea Arena di Tombolo, momentaneamente casa dell'Union Diavolica in splendida forma e accoglie gli ospiti che hanno voglia di rifarsi dopo la precedente sconfitta casalinga. Da Udino Baggio per Roploz, oggi è Union Diavoli Conegliano. Il contropiede dell'Union Diavoli, Sacca e Righi accompagnano l'azione. Pavanetto serve sulla sinistra Righi il controllo, grande uscita di Silvestri. Scotton, Sacca va a tagliare, Scotton si accentra, converge, Scotton destro, salva il calcio da Favaro. A duellare con Righi, si allunga troppo il pallone Favaro, quindi Pavanetto, Scotton prolunga per la sovrapposizione del 10 che va con il destro, anticipa l'uscita di Silvestrin e fa 1-0 Union Diavoli. Il gol del vice capitano classe 98 Marco Pavanetto, ci mette 4 minuti e 40 secondi l'Union Diavoli a sbloccare questa partita. Pinato fuori da Ziberi, Munesif sulla pressione, gli lascia qualche metro, Ziberi se la sposta sul destro, intervento del portiere, poi ancora Finato sull'RSP. Ziberi l'incaricato della battuta di questo corner, si muove Brusaferri, palla per Carbucc che appoggia in porta il terzo gol stagionale di Ayoub Carbucc, fa 1-1 alla Belbotea Arena a 13 minuti dalla fine del primo tempo. L'ex Miane alla volante prova ad agganciarla Pavanetto, ancora Conegliano in possesso, Favaro apre il piattone e scende De Leva. Righi da destra in manovra, Sacca sbaglia questo passaggio, quindi Brusaferri insiste, gli porta via il pallone, Brusaferri, un bolide che trafigge l'estremo difensore dell'Union Diavoli De Leva, passa avanti il Conegliano a 3:45 dalla fine del primo tempo. Brusaferri caparbio nel rubare palla e nel duello con Righi. E il modo migliore per valorizzare le vostre azioni è vederle e rivederle e farle anche vedere ai vostri amici attraverso i canali social. Parliamo ovviamente delle mix card disponibili dal link in descrizione, gli highlights delle vostre partite. Pavanetto fa ripartire il compagno, Sacca scusate, Righi di nuovo dentro, Sacca si lancia ma non ci arriva. È partito in velocità Munesif, De Leva lo serve, Munesif col mancino che palla Pavanetto, Silvestrin, 9 secondi al termine di questo primo tempo, il cucchiaio De Piccoli con la testa, arriva Munesif, invece la Torre a calciare con il sinistro, la Torre sbaglia il controllo, Ziberi può andare, Ziberi da sola, spazio, va al numero 10, ipnotizzato, disinnescato da De Leva. Pavanetto, il taglio di Scotton lateralmente a destra, seguito da Beltrame, appoggia a Righi, cross in mezzo, Mattiatti di testa, deviazione, palo, respiro di sollievo per l'arrivo di Favaro, sistema il tocco per il numero 8 e non trova lo specchio, Favaro, Ziberi, la Torre su di lui, Ziberi, Finato ancora per lo scarico destro a fil di palo di Sadat Ziberi, quando gli lasci spazio non perdona il numero 10 dell'Atletico Conegliano che a 6:13 dal termine è avanti di 2 con la suola di Beltrame a destra da Munesif, la Torre, il traversone di prima, Silvestrin, ancora Beltrame, ancora Silvestrin, Finato che può andare direttamente in porta e inquadra lo specchio. Pinato, terza, torna indietro da Ziberi, controllo, accelera su Pavanetto, va via, poi converge verso il centro, Ziberi con il destro, ci prova ma non basta il portiere dell'Union Diavoli perché il destro di Ziberi è molto preciso. 16° gol stagionale per il numero 10, esperienza da vendere per l'ex Pordenone, in cima alla classifica marcatore attualmente. Beltrame apre a sinistra, Pavanetto troppo leggero, Silvestrin può andare direttamente verso la porta, la palla che scende, rimbalza, Silvestrin alla alta a cercare Finato, troppo corta, quindi Righi prolunga per Sacca, grandissima la finta di Sacca, mette a sedere il portiere e Brusaferri sulla linea, si traveste da difensore, 4 secondi al termine, c'è già l'abbraccio sportivo tra i giocatori. Finisce qui la partita, l'Atletico Conegliano anche di fronte a un ottimo Union Diavoli che va avanti con Pavanetto, non si scompone, riprende la partita con i gol di Carbucc, Brusaferri, la doppietta di Ziberi e porta a casa i 3 punti.